Si prepara cercando di far capire che il Siena è più forte del Milan, dell'Inter e della Juventus messe insieme. Come fai a spiegarglielo? Se non ci credono? Se non ci Se non ci credono ce l'hai nel nel sacco, sei nel sacco. Praticamente entri in una spirale da cui poi è difficilissimo uscire. Perché questo? Perché gli allenatori italiani credo che sono maestri di tattica e maestri anche nel cercare di, come prima regola, annullare le fonti di gioco avversarie. Ora, già dallo schieramento del Siena, quando lo andremo a vedere, noteremo che il Siena gioca con 3 uomini a centrocampo con il vertice avanzato, quindi base, i 2 mediani davanti alla difesa e un vertice avanzato. Qual è l'idea di Malesani? L'idea di Malesani è quella di andare a fare pressing alto sul regista avversario. La partita con il Milan è stata facile per il Palermo perché? Allora, restiamo sul campo e così. Intanto salutiamo anche Simon Giorgio La Pietra dell'SD Subuteo Club Palermo. Eccolo La partita con il Milan per il Palermo è stata facilissima. Il Palermo è andato in carrozza perché il giocatore fondamentale del Palermo è Liverani. Che se ne dica, al Palermo ha 3 grandissimi giocatori, Liverani, Cavani e Miccoli, che sono trascendentali se non vengono ostacolati come si deve. Il Milan cosa ha fatto? Ha tenuto 2 mediani a vagare in mezzo al campo contro 4 centrocampisti. È chiaro che non ci arrivi più. Liverani libero ha dimostrato di essere l'anima della squadra. Allora gli allenatori che hanno bisogno di fare punti, l'abbiamo visto già col Chievo, cosa hanno fatto? Hanno messo un uomo in marcatura su Liverani. Come primo dogma della fase di non possesso si deve tenere presente che si deve annullare a tutti i costi la primaria fonte di gioco avversaria. Ora, se la primaria fonte di gioco avversaria del Siena è Liverani, è dovere da parte dell'allenatore Malesani andare a piazzare su Liverani un uomo col compito di innervosirlo, di non farlo giocare, così come ha fatto Di Carlo, che guarda caso è stato un grande centrocampista, ha messo in marcatura un uomo in marcatura su Liverani e praticamente gli ha fatto perdere la testa. Gli ha fatto perdere la testa. Scusa, è vero quello che dici tu, proprio non fa una piega. Rossi però è abituato a questo cambio in corsa perché aveva Liverani, sapeva che certe volte glielo marcavano così e sa bene come eventualmente ovviare a una situazione strategica di questo tipo. Allora, per ovviare, Salvatore, a una situazione di questo tipo, occorre che venga fuori un difensore da dietro a giocare la palla e il Liverani si abbassa sulla linea dei difensori per mandare a vuoto il pressing su di lui. Quindi il Palermo troverà in questo breve lasso di tempo questo sincronismo fra un centrale di difesa che viene avanti a giocare al posto di Liverani e con che qualità, mi domando, questo centrale di difesa si può sostituire ad uno con i piedi come Liverani? Questa è la domanda e il problema che il Palermo deve affrontare in questa settimana e deve risolvere. Ti posso fare una domanda Sì. io sempre a punto di vista. In questo caso, quando gli avversari marcano spietatamente Liverani, le scelte non possono essere, o sono a volte obbligate, il lancio lungo del difensore, ma il Palermo non ha una punta diciamo forte fisicamente per ricevere e fare alzare la squadra, e soprattutto Simplicio non può essere un'alternativa, nel senso che 20 metri più avanti è lui a ricevere l'eventuale passaggio del difensore e quindi aprire la squadra? Beh, abbiamo visto che con Simplicio, quando è venuto dietro a impostare il gioco, non dietro, in questo caso davanti. Se Liverani lo blocchi con un pressing da parte di un giocatore avversario, no, c'è perché Simplicio che può ricevere in teoria potrebbe essere giusto quello che dici tu, ma siccome loro giocano con 2 mediani davanti alla difesa, succede che tutte le volte che vai in pressing ad invito, perché bisogna considerare anche il pressing fatto con intelligenza, apro una parentesi, e questa è un'analisi calcistica che sto facendo io ad altissimo livello, di altissimo profilo, per cui quando si va a pressare e si fa un pressing ad invito, per esempio... Ce lo spieghi il pressing ad invito? Perché dico... Prego, mi pressi. No, prego. te lo spiego subito. Sì. Se per esempio un giocatore ha la palla in questa direzione, la palla è sul piede destro di Liverani, dai. in questo caso. Okay. Il pressing ad invito si fa
mettendosi all'interno del campo, in questa posizione, costringendo Liverani a giocare su questo lato del campo, invitando il calciatore a giocare in questo lato del campo. Allora che succede? E impedendogli però il giro palla, cioè se Liverani tenta di girare palla su questo uomo, tu lo ostacoli e gli porti via palla. Allora, quando questo pressing d'invito è fatto bene, ricordo a tutti che Delio Rossi si fermava in campo per dire ai suoi giocatori con quale piede si deve andare a prestare sulla palla. Ecco, questa è un'analisi talmente approfondita che ti consente, quando la fai bene, ti consente, essendo anche 3 contro 4, ti consente di andare a scalare sugli uomini che probabilmente riceveranno, anzi sicuramente riceveranno la palla, pena il contrasto vincente sul possessore di palla da parte del giocatore su Liverani, in questo caso, qualora Liverani tentasse un tunnel, un dribbling vincente in una zona pericolosa per lui. Ecco. Allora, in questo caso, un giocatore, i 2 mediani, uno va a scalare per esempio sul nocerino, va a pressare sul nocerino, e l'altro va in pressing sul Simplicio, lasciando libero il giocatore dall'altra parte. Questo è il pressing ad invito. Quindi la squadra avversaria scala sul settore sinistro del campo, costringendo il Palermo a giocare in un settore obbligato.